Potrebbe essere stato un attacco di ansia la causa del gravissimo incidente avvenuto a Cerea. L'automobilista, una donna di 66 anni residente in paese, ad un tratto ha perso il controllo della vettura ed ha travolto sul marciapiede due famiglie. Gravi le condizioni di un bimbo di 7 anni che nel violento impatto ha subito l'amputazione di un piede. Il piccolo, che si trovava con i genitori, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, anche con gravi ferite al femore destro e contusioni ad una coscia. Hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi altre due persone, un altro piccolo di 3 anni che ha subito un trauma facciale ed il papà di quest'ultimo con una contusione lombare. Entrambi sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Legnago. L'auto ha finito la corsa contro la vetrina di un negozio. La conducente della macchina sotto shock è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale di Cerea e dei carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La 66enne sarà sottoposta agli esami per accertare le sue condizioni psicofisiche e per lei si ipotizza il reato di lesioni gravissime.